al centro è stata un'occasione significativa di confronto fra i servizi del territorio e fra servizi delle aziende ASL della Regione Veneto. Ha come obiettivo quello di ragionare e confrontarsi rispetto ai bisogni emergenti relativamente alle nuove configurazioni familiari e a quelli che sono gli interventi che sono erogati o che possono nel futuro essere erogati anche grazie al finanziamento regionale relativo proprio al sostegno alla natalità. Penso che lo spirito di questa iniziativa sia quella di approfondire il tema della famiglia nei suoi diversi aspetti, per quanto riguarda sia i fattori di rischio sia i fattori di protezione e soprattutto quelli che possono essere gli elementi che hanno una ricaduta importante sull'operatività dei servizi, perché poi insomma l'obiettivo di queste giornate è quello di dare agli operatori, di dare ai servizi delle nuove prospettive, dei nuovi strumenti, una nuova visione che possa essere sempre di più implementata per quelle che sono le famiglie, i bambini e i genitori dei quali gli operatori si occupano. L'altro obiettivo significativo è quello di attivare un momento di riflessione anche attraverso il contributo scientifico che rappresenta uno strumento significativo per gli operatori dei servizi sociosanitari per poter riflettere sul proprio operato e per attivare filoni, diciamo così, di attività. Con queste iniziative gli operatori possono apprendere e ritrovare anche un senso al loro lavoro, all'operatività, forse anche un entusiasmo alla professionalità. E quindi sono dei momenti di confronto molto importanti perché la ricerca ci dà lo stimolo a continuare nel nostro lavoro, nel mettere in atto dei cambiamenti, nello studio e dà un senso anche evolutivo alla professione di cura.